Oggi abbiamo un importantissimo convegno dedicato alle trasmissioni radiotelevisive in lingue minoritarie, che ha una sua finalità e un suo progetto. Una volta si diceva che gli italiani hanno imparato a usare, a parlare l'italiano grazie a Mamma Rai. Ecco, allora quello che noi ci riproponiamo è fare in modo che i friulani continuino a parlare il friulano anche attraverso la radiotelevisione. Quella di oggi, come ha detto il presidente Maurmair, è un'occasione molto importante, molto significativa a nostro avviso, perché faremo il punto di qual è la situazione delle lingue minoritarie nell'ambito delle trasmissioni radiotelevisive. È un momento importante, lo vi già detto, ho discusso proprio dal progetto culturale, naturalmente dalla promozione della lingua e della cultura furlane, non solo per radio naturalmente, ma anche per la televisione, che è un lavoro importante. Di buon furlan e cirdi la subito al cur dei discorsi e us fas una domanda. Qual volerà essere il rapporto che la RAI ha varato i prossimi anni con la lingua furlana? Volerà essere tra i migliori in Europa o volerà impegnarsi di manco? Ma perché, come si ricordava prima e come il presidente di ACLIF ricordava prima, noi dobbiamo la nostra specialità e dobbiamo salvaguardare la nostra specialità anche grazie al fatto e soprattutto grazie al fatto che questa è una regione in cui insistono diverse comunità linguistiche. Questa è diventata la ricchezza, la peculiarità del nostro territorio. Sicuramente è stato piantato un seme in vista della nuova convenzione che verrà stipulata, come dicevo, a breve, e il CORE come organo di controllo vigilerà sull'adempimento del contratto di servizio e si augura che questo seme abbia la possibilità e i mezzi per crescere sempre più rigoglioso. Oltre alle attività comuni a tutte le sedi regionali, i giornali radio regionali, Buongiorno Regione, 2 edizioni del telegiornale e quella breve della notte, qui si realizzano trasmissioni per le minoranze e il territorio regionale. Siamo coscienti, lo avete detto tutti, delle aspettative rispetto a una maggiore futura produzione con anche una diversificazione dei formati. Ma allo stesso tempo riteniamo che questa ambizione possa essere soddisfatta solo attraverso un eventuale lavoro graduale che preveda anche, come diceva il presidente Maurmair, un potenziamento di risorse tecnologiche umane soprattutto presso il nucleo distaccato ad Udine. Negli anni '80 è stata istituita anche una televisione, anche in questo caso non da parte del governo regionale ma da parte del governo centrale di Londra, che si chiama S4C, e che è una televisione che trasmette solo ed esclusivamente per tutte le 24 ore in lingua gallese. L'aver istituito una televisione in lingua gallese ha permesso di creare tutto un indotto di prodotti, soprattutto di operatori che si occupano soprattutto di prodotti per l'infanzia, che ha creato nel giro di una decina d'anni un mercato che poi è spendibile e tuttora lo è anche a livello internazionale. Come da convenzione con la PCM, la RAI produce nel Friuli Venezia Giulia più di 4.500 ore di programmi radiofonici e circa 220 ore, sono 208 da convenzione, di programmi in lingua slovena. La storia della radio slovena parte ufficialmente nel 1945, la TV nella primavera del 1995. Io devo dire questo, il 7 febbraio 2016 la televisione in lingua tedesca della RAI ha compiuto 50 anni. Queste trasmissioni si basano sì su una convenzione, ma si basano anche su un quadro normativo forte. La legge 691 del 73 dice non solo quanta deve essere la quantità dell'offerta, ma dice addirittura la qualità. È un discorso che ho sentito già appena adesso fatto. Chi fa le trasmissioni, per le trasmissioni in lingua tedesca e per le trasmissioni in lingua ladina è necessario che siano create e realizzate da personale di madrelingua. Volevo solo ricordare che alla base della convenzione c'è una legge di rango costituzionale che è un quadro normativo molto forte, solo questo che forse è unico. Beh, certo, è unico. Ma anche la nostra autonomia speciale è inserita in Costituzione, quindi qualcosina possiamo rivendicarla anche noi, no? Credo. No, questo senz'altro. Ci sono poi voluti altri 15 anni per fare un passo enorme in avanti nel 2013
con la convenzione che è stata firmata anche dalla provincia, e si è passati da 39 ore all'anno a ben 100 ore all'anno. Il 2013 è una data importante per la redazione ladina, anche perché è stato nominato il primo caporedattore ladino nella persona di Erwin Frenes, il mio predecessore. Fino a quella data la redazione ladina era parte della redazione italiana, quindi si può dire che la redazione ladina in quell'anno ha conquistato l'autonomia di redazione. Bonjour, je vous donne la bienvenue. Quelques mots en français, je vous donne la bienvenue du siège régional de la Vallée d'Aoste, de cette région qui est vraiment spéciale de tous les points de vue. Cosa facciamo? Facciamo tante cose. Abbiamo innanzitutto due strutture all'interno della sede regionale che sono la TGR, la redazione TGR e la struttura di programmazione regionale, che sono entrambe bilingui. I nostri programmi nello specifico hanno a che fare con il territorio reale, quindi con l'allevamento, con la montagna, con quello che sono le realtà di una montagna che vive sul suo territorio. Io scrissi proprio quell'articolo 12 in materia radiotelevisiva che ritengo essere ancora di estrema modernità e sul quale bisogna riflettere. Bisogna riflettere come avete fatto voi, cioè non in una logica provinciale, ma avendo sempre presenti quegli esempi europei di buone pratiche rispetto alle radiotelevisioni pubbliche. Su questo bisogna intendersi, le convenzioni sono importanti, anche noi come Valle d'Aosta ci accingiamo, probabilmente staccandoci perché oggi c'è una convenzione unica Friuli Venezia Giulia Valle d'Aosta che giustamente va divisa, però bisogna partire da un presupposto. Non è solo una questione di soldi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ricordo poi che ci sono delle sedi, che sono Trieste, Bolzano e Aosta, che sono, secondo una legge del 2005, sono centri di produzione. Questo va sempre ricordato. Così come bisogna ricordare che i soldi della Convenzione non possono essere spesi in provvigioni o in utilizzo in spese generali, devono finire nella produzione. I soldi dati alla Sardegna sono pochi ancora, 700.000 euro per un anno, con tutta la programmazione che ci sarebbe da fare, le bellezze che servono da fare e il confronto con gli altri. Non c'è dubbio che probabilmente anche dal punto di vista amministrativo qualcosa vada cambiato. Io personalmente, anche quando ero consigliere del RAI, non ho mai molto ben capito perché le convenzioni di questo tipo debbono essere firmate con la società commerciale della RAI e non direttamente dalla RAI madre, perché già solo questo fatto, che è un percorso burocratico, significa che si perde circa il 15%, credo, di agio dei soldi messi a disposizione perché servono per l'attività amministrativa. Le lingue minoritarie sono in qualche modo l'espressione, il riflesso di quella ricchezza culturale che è in qualche modo incomprimibile cifra della storia italiana. Tutto con un piccolo auspicio, che il vostro dibattere sui temi che oggi affronterete terrà conto soprattutto degli sforzi che non tanto il Dipartimento, ma che i colleghi della RAI, delle varie sedi interessate, in modo particolare il caso del Friuli, il dottor Corso, con il pieno e convinto sostegno dell'azienda RAI, dell'azienda che è una delle più grandi aziende culturali del paese, lo fanno con passione, con dedizione, nel rispetto di indicatori di qualità e anche con attenzione a quella che è la capacità produttiva che i territori sono in grado su questi temi di esprimere. Le lingue minoritarie rappresentano un costo o una risorsa per la RAI? Credo che la risposta a questa domanda sia nei fatti. Se solo consideriamo che oggi in questo convegno possiamo parlare di un'offerta anche televisiva in friulano, dopo aver sentito nei vari incontri che la prima occasione, ne parlava William Cisilino, la prima occasione in cui questo è avvenuto è stato nel 2001. Quello che siamo riusciti a fare non rappresenta certamente il punto di arrivo di un percorso pluriennale, ma costituisce invece una importante base di partenza. Credo che insomma ecco, un punto fondamentale che possiamo chiudere oggi come conclusione di questo convegno sia l'alleanza, cioè la possibilità che diciamo, rappresentanti istituzionali e non di regioni a statuto speciale, nel quale la specialità è basata fondamentalmente sul plurilinguismo,
diventi così un'alleanza che ha una funzione, secondo me, civica importante anche per l'intero paese, attraverso anche il servizio radio, della radio, della TV.